Per i meriti di Gesù Cristo tuo Figlio, Signore, vogliamo ringraziarti, oh Padre, vogliamo benedirti per l'onore e il privilegio, Signore, che tu ci di venire al tuo cospetto, Signore. Il nostro cuore, Padre, è di gioia, Signore, e vogliamo ancora in questo momento ringraziarti per tutto ciò che tu fai per le nostre vite. E ancora in questo momento, Padre, applicamo il sangue di Gesù sulle nostre vite, affinché siamo imbiancati e purificati mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. Prendiamo autorità nel nome di Gesù e leghiamo ogni spirito immondo, ogni principato, ogni potestà, sia legato nel nome di Gesù Cristo. E vogliamo dare a te, oh Padre, tutta la lode, la gloria, la potenza e la maestà che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. A te la gloria, Signore. Santo sei, oh Padre. Meraviglioso tu sei, Signore. Che guarda il raccolto in fila, il tempo è arrivato, la messe è matura, sforza di essere valente, alzati e grida a tutte le nazioni che Cristo è la vita, sarà piena la terra della sua gloria, ci coprirà come le acque coprono il mare. Alza i tuoi occhi e guarda, il raccolto in fila, il tempo è arrivato, la messe è matura, sforza di essere valente, alzati e grida a tutte le nazioni, che Cristo è la vita, sarà piena la terra della sua gloria, ci coprirà come le acque coprono il mare, sarà piena la terra della sua gloria, ci coprirà come le acque coprono il mare. No, non c'è altro nome dato al mondo, Gesù Cristo è il Signore, sarà piena la terra della sua gloria, ci coprirà come le acque coprono il mare, sarà piena
ci coprirà, come le acque coprono il mare, come le acque coprono il mare, ci coprirà, come le acque coprono il mare, ci coprirà, come le acque coprono il mare. Alleluia. Sì, Signore, coprici, oh Padre, con la tua gloria, Signore. E ancora in questa sera, Padre, il nostro cuore gioisce alla tua presenza, Signore. E siamo grati a te per il tuo immenso amore, Signore. Alleluia. Lodate il nome dell'Eterno. Lodatelo, o servi dell'Eterno, che state nella casa dell'Eterno, nei cortili della casa del nostro Dio. Lodate l'Eterno, perché l'Eterno è buono. Cantate lodi al suo nome, perché è amabile. Sì, Signore, tu sei amabile, oh Padre, e noi vogliamo ringraziarti per la tua bontà e per la tua grazia, Signore. E vogliamo innalzare il tuo nome. Vogliamo dichiarare e proclamare che tu sei il Re dei Re e il Signore dei Signori. Alleluia. Innalza il suo nome, glorifica il suo nome, alleluia, perché Egli è degno. Alleluia. Da ogni schiavitù, la tua parola dice che tu sei me, Signore, e quando io ti sento che tu chiami il nome mio, nella tua presenza io mi rinnoverò. Perché ho visto la grandezza del tuo amore, quindi ho gioia nel mio cuore, che mi fa danzare e celebrare, perché ho visto la grandezza del tuo onore. Tu mi hai liberato, adoratori, dillo. Tu mi hai liberato da ogni schiavitù. perché ho visto la grandezza del tuo amore. Quindi ho gioia nel mio cuore che mi fa danzare e celebrare, perché ho visto la grandezza del tuo nome. Le mie
visto la grandezza del tuo nome. Alleluia. Sì, Signore. Abbiamo visto la grandezza del tuo nome. Nella tua parola è scritto che le tue compassioni si rinnovano ogni giorno sulle nostre vite. E noi siamo grati a te, oh Padre, per il tuo immenso amore, Signore. E come è scritto nella tua parola, oh Signore, tu cerchi veri adoratori che ti sappiano adorare in spirito e verità. E questa sera, Signore, vogliamo essere quegli adoratori, oh Padre. Vogliamo aprire i nostri cuori alla tua presenza, Signore. Vogliamo adorarti con tutto il nostro essere, spirito, anima e corpo. Apri i cieli, Signore. Scenda la tua presenza, Signore. Ancora che il tuo spirito questa sera possa liberare, guarire, sanare, rialzare, oh Padre, colui che è stanco. Opera nel nostro mezzo, Signore. E noi vogliamo adorarti. Vogliamo adorarti, Signore. Sei tutto per noi, Signore. E la nostra gratitudine verso di te è adorandoti, Signore. Adoriamo il Signore insieme, amen. Adoralo. Alleluia. Egli è degno di essere adorato, deve essere innalzato. Egli è il Re dei Re, è il Signore dei Signori. Invocami nel giorno dell'avversità. Io ti libererò e tu mi glorificherai. Forse è questo il tuo giorno. È il giorno dell'avversità, il giorno che devi gridare a Dio. Forse è questo. Questo è il momento. Grida con tutto il tuo cuore. Egli ascolta. Alleluia. Vasaio tu sei, la mia vita è tra le tue mani. Plasma mi rimuovi tu ogni imperfezione da me. Tu non mi getti mai via, riprendi tutto da capo, mi rimodelli, tu perdoni i miei sbagli, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Come dell'oro sarò, passerò in mezzo al fuoco, ma so che resti con me, nella fornace io e te, il fuoco non mi consuma, mi rende sempre più puro, io sarò come te, a tua immagine, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Tutta la mia vita è tua, Signore. Tutta la mia vita
usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua, Signore. Tutta la mia vita è tua, Signore. Tutta la mia vita è tua. Tutta la mia vita è tua, Signore. E come diceva questo canto, tu non mi getti mai via, Signore. Nonostante i miei sbagli, i miei falli, nonostante i miei peccati, volontari e involontari, Signore, tu non mi getti via, Padre. Tu ricominci sempre tutto da capo. E per questo in questa sera voglio dirti, oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Sì, Signore, che la mia vita possa essere radicata sulla roccia, Signore, sulla roccia eterna, affinché io possa onorarti, Signore, tutti i giorni della mia vita, Padre. Egli vuole rinnovare la tua vita questa sera. Egli non ti getta, egli ricomincia da capo, perché vuole plasmarti, vuole formarti, vuole che tu diventi un servo, una serva nelle mani di Dio. Ti adoriamo, Signore. Ti adoriamo, Gesù, alleluia. Adoralo. Non perdere questo momento. Sei nella casa dell'Eterno, sei nella presenza dell'Eterno. L'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, colui che è, che era e che ha da venire. La sua presenza è in questo luogo. Apri il tuo cuore e adoralo. Alleluia. Voglio dirti che ti amo, perché sento che tu sei l'unico che mi conosce, che capisce il mio cuore. Perché da quando ti conosco, dillo, io mi sento importante, perché hai lasciato il cielo per venire in me. Voglio dipendere da te, da te, da te, Gesù. Voglio dipendere da te, da te, da te, Gesù. Voglio dipendere da te. solo da te, Gesù. Voglio dirti che ti Signore, amo, Padre, ti amo. perché sento che tu sei L'unico che mi conosce, l'unico che mi conosce, che capisce il mio Dio. Padre, è qui cuore. per te. Perché da quando ti conosco Io mi sento importante, perché hai lasciato il cielo
non sono io Con una sola voce gridalo. ad aver scelto te, Ma tu, Signore, ma tu hai scelto me. dillo. Non perché io ho amato te, ma perché tu hai amato me. Voglio dipendere da te, da te, da te, Gesù. Voglio dipendere da te, da te, da te, Gesù. Voglio dipendere da te, Solo da te, Gesù. Voglio dipendere da te, voglio dipendere da te, voglio dipendere da te. Gesù, dillo, voglio dipendere da te, voglio dipendere da te, voglio dipendere da te. Gesù, dillo, voglio dipendere da te, voglio dipendere da te, voglio dipendere da te. Gesù, voglio dipendere da te. Dillo, voglio dipendere da te, voglio lasciare ogni cosa. voglio Padre, voglio dipendere dipendere da da te, te, solo da te, Signore. Voglio dipendere da te, Gesù, solo da te. Vogliamo dichiararlo insieme questa sera. Vogliamo dichiararlo insieme con tutto il nostro cuore. Padre, vogliamo dipendere da te. Vogliamo lasciare le nostre intenzioni. Vogliamo lasciare il nostro modo di fare e vogliamo dipendere da te, Gesù. Vogliamo dipendere da te, Signore. La nostra vita dipende solo da te, Gesù. Vogliamo donare il nostro cuore a te, Padre. Tutto il nostro cuore, non parzialmente, Padre, ma interamente vogliamo donarlo a te questa sera, Padre. Vogliamo dipendere da te. Non siamo stati noi a scegliere te, Signore, ma tu hai scelto noi, Gesù. Figlio del grembo di nostra madre, Padre, e vogliamo insieme dirlo. Voglio dipendere da te, Gesù. Voglio dipendere da te, Padre. Dipendere solo da te, Gesù. Alleluia. Gesù. voglio dipendere da te, da te, da te, Gesù. Alza la tua voce, Voglio dillo. dipendere da te, da te, da te, Gesù. Voglio dipendere da te. Alleluia. Vogliamo dipendere da te, Signore. Fratello mio, sorella mia, non so quale sia la tua afflizione o la situazione che tu stai vivendo in questa sera. Ma una cosa posso dirti questa sera. Alza gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto i cieli e la terra. Se vuoi dipendere dal Signore, alza il tuo capo questa sera. Non avere uno sguardo abbassato, ma alza gli occhi al cielo, perché è di là che viene il nostro aiuto, il mio e il tuo aiuto.
viene da Dio. E noi vogliamo ringraziarti, oh Padre, ancora in questo momento, per quell'aiuto meraviglioso che tu ci hai dato. Ti ringraziamo per tutto ciò che tu hai fatto nelle nostre vite e continuerai a fare, Signore, perché il tuo nome è meraviglioso, Padre, e la tua bontà ancora in questo giorno riempie le nostre vite. E ancora in questo momento, Padre Santo, vogliamo mettere davanti al tuo trono queste richieste di preghiera, Padre, sapendo per certo e sicuro, Padre, che il tuo orecchio attento, il tuo braccio, Signore, è steso ed è pronto a intervenire nei bisogni del tuo popolo, Signore. Vogliamo pregarti ancora per Gabriele, Naomi, Giulia. Signore, ti preghiamo, stendi la tua mano affinché ci sia guarigione completa nel nome di Gesù Cristo. Ancora vogliamo pregarti per questo uomo che è ammalato ed è in fin di vita, Signore. Oh Padre, tu hai le chiavi, Signore, e tutto è nelle tue mani. Ti preghiamo, Signore, possa tu operare affinché la tua gloria si possa manifestare. Ancora per Luigi, ti preghiamo per guarigione completa. Il pastore Margherita, davanti al tuo trono, Signore, stendi la tua mano, che la tua unzione possa riempirli ed usarli per la tua gloria. Ancora vogliamo pregarti, oh Padre, per la pace nel mondo. Signore, stendi la tua mano, che la tua pace, Signore, possa, Padre, essere estesa sull'intera umanità. Ancora vogliamo pregarti per Azzurra, ancora il papà Giosuè davanti a te e la mamma davanti a te. Questa intera famiglia, Signore, la mettiamo nel palmo della tua mano. Possa tu intervenire secondo la tua grazia e la tua misericordia. Ancora vogliamo pregarti per Enza e la sua casa. Signore, stendi la tua mano, metti pace e amore in questa casa, Signore. E ancora vogliamo pregarti, Padre, per Camillo, per Lello, per Andrea, Vittorio, Patrizia e quanti ancora, Padre, stanno davanti a te, Signore, gridano per avere questa guarigione, per avere questo miracolo, Signore. Ti prego, stendi la tua mano e opera nel nostro mezzo, Signore. Ancora le carceri, gli orfanotrofi, le case famiglie, gli ospedali, Signore, stendi la tua mano, che la tua parola possa penetrare in questi luoghi e possa portare refrigerio, salvezza, liberazione. Ancora, Padre d'amore, il prosieguo di questa riunione, oh Padre, nel palmo della tua mano santa. Ti preghiamo, Signore, parla ai nostri cuori attraverso la tua parola. Usa il cuore e le labbra del tuo servo affinché la tua parola ancora in questa sera possa raggiungere il nostro cuore, Signore. E ancora in questo momento mettiamo il prosieguo nel palmo della tua mano e a te diamo tutta la lode e la gloria che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. Se c'è qualcuno che vuole testimoniare per la gloria di Dio, lo possiamo fare in questo momento. Amen. Alleluia. Prego. Alleluia. Buonasera, pace a tutti. Io volevo dire che un po' di giorni fa sono caduta in malo modo e mi sono fatta male il piede. Per come sono caduta mi sarebbe dovuto rompere il piede, però il Signore mi ha guardato quel giorno. Sono certa, mi era vicina. Sono ancora in fase di guarigione, devo fare ancora dei controlli, però so che il Signore può guarire. Chiedo al Signore e chiedo a tutti voi una preghiera per me, per la mia guarigione. Se sono qui è perché il Signore lo vuole. Vi ringrazio tutti. Grazie. Alleluia, il Signore è sempre al nostro fianco, amen. Egli non ci lascia e non ci abbandona mai, amen. Se non c'è nessun altro, voglio fare un attimo qualche annuncio. Vi ricordo martedì, ore 19:30, la riunione di preghiera. E poi vi ricordo che il 20 giugno c'è una marcia a Napoli e hanno provveduto a fare delle magliette. Chi vuole questa maglia, il costo è di 5 euro. Può andare o da Manuele Staiano o da Manuele Lanzetti, gli dà la taglia
e vi saranno recapitate queste magliette. 20 giugno ci sarà una marcia a Napoli. Amen? Finché la gloria di Dio si possa manifestare, vuole usare le nostre vite. Amen? Quindi dobbiamo essere tutti presenti per la gloria di Dio. Amen? Alleluia. Vogliamo pregare per l'offerta? Alleluia. Padre d'amore, ancora in questo momento veniamo a Te con tutto il nostro cuore. Vogliamo dare a Te, oh Padre, questa offerta e vogliamo dare per l'avanzamento del Tuo regno, Signore. Grazie come Tu ci dai l'opportunità di dare, Signore, oh Padre, perché è scritto che è più bello il dare che ricevere. E Ti preghiamo ancora di benedire il Tuo popolo, la Tua eredità, Signore. Prenditi cura, oh Padre, di chi ne ha il bisogno. E a Te diamo tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Ragione della vita mia è amare Te, Gesù, ogni giorno un po' di più. Io credo che non mi basta mai la voglia di lodare Te. Non posso fermarmi di amare Te, Gesù, no, non posso fermarmi di lodare Te, Gesù, sei tutto per me, sei tutto per me, e adesso ho bisogno di Te. Posso fermarmi di lodare Te, Gesù, sei tutto per me, sei tutto per me, e adesso ho bisogno di Te, e adesso ho bisogno di Te. E adesso ho bisogno di Te. Alleluia. Sì, Signore, abbiamo bisogno di Te e abbiamo bisogno della Tua parola, del Tuo consiglio ancora in questa sera. Vogliamo ascoltare ciò che Dio ha messo nel cuore del Suo servo. Dio parlerà alle nostre vite. Amen. Alleluia. Pace a tutti, a coloro che sono presenti qui, grazie a Dio per tutti voi, e pace a coloro che ci seguono anche da casa. È sempre una gioia essere nella casa di Dio e soprattutto poter condividere la sua meravigliosa parola che ancora in questa sera vuole darci consiglio, indicazione, ma soprattutto vuole fare un'opera nella nostra vita. Perché poi alla fine Dio ci chiama sempre, dopo aver ascoltato la parola, a fare qualcosa. Vogliamo prendere insieme dal Vangelo di Luca al capitolo 22, leggeremo dal versetto 31 al 34, poi successivamente prenderò altri versetti. Luca capitolo 22, dal versetto 31 fino al 34. Se abbiamo preso tutti la parola, vogliamo anche pregare insieme e quindi levare in alto questa parola che è la spada dello Spirito. A Te tutta la gloria, Signore nostro. Ancora in questa sera, caro Padre, noi Ti ringraziamo di vero cuore, Signore, per come siamo giunti nella Tua casa e per tutto quello, Signore, che Tu stai preparando e hai preparato per ciascuno di noi. Ti ringraziamo, Signore, per come ci dà l'opportunità e il privilegio, Signore, di poter meditare, Signore, questa meravigliosa parola, che è la Tua parola, Signore, affinché ancora in questa sera ognuno di noi possa ricevere, Signore, direzione, ma soprattutto possa rispondere, Signore, con il proprio cuore all'appello di questa parola che Tu vuoi donarci.
Io voglio ringraziarti di vero cuore e ti chiedo come sempre la guida, l'unzione, Signore, del tuo Spirito sulla mia vita affinché ogni mia parola sia secondo la tua volontà. Voglio ringraziarti per ogni cosa nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Leggiamo tutti insieme allora Luca 22 dal versetto 31. Dice così questa parola: il Signore disse ancora: Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli. Ma egli gli disse: Signore, io sono pronto ad andare con te tanto in prigione che alla morte. Ma Gesù disse: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi. Conoscete un po' tutta questa storia meravigliosa. In questi giorni, leggendo e meditando questa parola, mi veniva in mente qualcosa che io ho osservato da piccolo e che poi crescendo e leggendo, meditando la parola di Dio, ti accorgi che Dio veramente nella sua parola ci ha scritto di tutto e di più. Quando ero piccolo, e parlo a voi che siete qui a Mondragone, che è ancora un paese abbastanza agricolo, io ero piccolo e mi ricordo che avevamo un campo a Pompei e quando era il tempo dei fagioli si prendevano tutti i fagioli con, sulla pianta, quelli là bassi, piccolini, si mettevano al sole e si mettevano a seccare al sole con tutte le pianticine, con i fagioli sopra che erano dentro all'involucro. E mi ricordo una volta seccate, perché era quasi tempo d'estate, si prendeva un'asta, alla cui asta era legata attraverso forse una cordicella, un altro bastone piccolo, e si battevano questi fagioli. Io non so chi, la sorella che è un po' più avanti negli anni si ricorda, si battevano questi fagioli, si battevano continuamente e poi si toglievano tutti gli arbusti e poi si faceva una cosa molto importante. Io non riuscivo mai a capire quello che facevano. Poi leggendo la parola di Dio dico: Dio ci ha veramente dato nella sua parola sapienza e saggezza in ogni ambito della nostra vita. Quando era il pomeriggio si toglievano tutti gli arbusti dei fagioli, rimanevano solo i fagioli, però quei fagioli certamente erano pieni di pullule, di polvere o di altro. Cosa si faceva, fratelli cari? Si mettevano in un lenzuolo, si prendevano questi fagioli pieni di tutti questi piccole cose che ancora stavano insieme e si aspettava il pomeriggio, perché il pomeriggio, almeno da noi, ma penso anche qui, si alzava un po' il venticello. I nostri genitori, mi ricordo la nonna, mamma e papà, buttavano questi fagioli in aria, il venticello passava e la pula andava via e quindi i fagioli cadendo per terra erano tutti puliti. Dice: ma che c'entra questo? C'entra. Perché noi in questa sera, fratelli cari, abbiamo letto che il Signore disse a Simone che Satana aveva chiesto di vagliare tutti come si vagliava il grano. Non penso che si usasse il setaccio, il metodo era questo qui. Il setaccio poi è venuto dopo, si metteva, sapete, non so chi conosce il setaccio, che mette dentro per separare le cose più grandi da quelle più piccole. Ma in questo caso il vaglio è proprio questo. Cioè il Signore disse a Pietro: guarda Pietro, il nemico ha chiesto di vagliarvi. E io mi immaginavo proprio quest'opera che Dio deve fare continuamente nella nostra vita, anche servendosi del nemico. E qui il nemico aveva chiesto al Signore di vagliare i suoi discepoli. Dio deve continuare a fare un'opera, fratelli cari, nella nostra vita, deve continuare a togliere quella pula o tante altre cose che negativamente si attaccano alla nostra vita quando noi camminiamo in questo mondo. E quindi, fratelli cari, vedete, però c'è una cosa molto bella in questo passaggio della parola di Dio. È vero che il nemico chiede di vagliare, no? I suoi discepoli, i suoi servi, i suoi serventi, ma dice la parola di Dio che il Signore dice: ma io ho pregato per te, io ho pregato per voi, e Gesù prega per noi. Dice la parola di Dio che egli è alla destra del Padre ed intercede per noi continuamente. Ma tornando alla parola di Dio,
il vaglio, fratelli cari, cioè passare per una prova, passare per una tempesta, passare, fratelli cari, qualcosa, un tempo in cui qualcosa si abbatte contro di noi. E io penso che continuamente chi vuole fare la volontà di Dio, fratelli cari, sempre continuamente qualcosa si abbatte contro di noi. Siamo sicuramente messi al vaglio ogni giorno nella nostra vita, perché chi vuole fare la volontà di Dio, fratelli cari, è così. Il nemico cerca in qualche modo di tentare, di portare via quello che Dio mette nel nostro cuore. E vedete, anche in questo passaggio della parola di Dio accade questo. Il Signore dice a Simone, vedi che lo avverte, come Dio avverte la sua Chiesa in questo tempo, di essere vegliardi, fratelli cari, di essere attenti, perché il nemico, fratelli cari, sapendo che perché noi diciamo che sono gli ultimi tempi che il Signore sta tornando, ed è vero, è una grande verità, ma sappiamo anche questo. Ma proprio perché il nemico sa che sono gli ultimi tempi e che quindi il suo destino è segnato, lui, fratelli cari, si dà da fare ancora di più, perché sa che il suo tempo è corto e quindi si dà da fare, cerca di portare la sua opera di distruzione in ogni ambito della vita della Chiesa del Signore, dei figli di Dio. E quindi vedete, però il Signore dice la parola che ci avverte. In questa sera il Signore ci sta avvertendo un po' tutti. Dice, guardate che il nemico continuamente cerca di vagliarvi, cioè cerca di tentarvi, cerca di portarvi fuori dalla volontà di Dio. E qui, fratelli cari, Gesù avvisa Pietro, perché sapete, Gesù sa tutto. Siamo noi che non sappiamo che cosa accadrà domani, ma Dio sa tutto, quello che accade nella mia e nella tua vita. Egli sa, e dice la parola che Egli prega per noi. Vedete, Pietro, in questo passaggio della parola di Dio, ma proprio la figura di Pietro, è una figura particolare, perché vediamo in quello che accade a questo apostolo del Signore una immane tragedia, perché se noi vediamo quello che accade a Pietro è una tragedia, eppure era un discepolo, un apostolo, diventerà successivamente. È una tragedia perché un uomo che è stato con il Signore, non solo lui ma tanti altri, ma lui farà qualcosa di molto più negativo rispetto ad altri, perché è stato col Signore, ha visto i suoi miracoli, i suoi segni, ha mangiato, ha bevuto con lui, hanno dormito sicuramente insieme, ma ad un certo punto della vita di quest'uomo, fratelli cari, proprio nella parte più delicata, più difficile del ministero di Gesù, dove il Signore avrebbe voluto non solo Pietro, ma tutti gli altri vicino a lui a pregare per lui, Pietro, fratelli cari, dice la parola di questa sera che lo rinnega. Lo rinnega per ben 3 volte, dice la parola di Dio. E Gesù, fratelli cari, glielo ha annunciato già, lo ha avvertito. Dice, guarda che io ti sto avvertendo, Satana ti tenterà, ti vaglierà, ti metterà alla prova. Perché Satana, fratelli cari, figli di Dio, li vuole mettere alla prova per vedere se noi siamo costanti o meno. E allora il Signore avverte Pietro e gli dice, guarda che il nemico ha tentato e cerca di come posso dire, di farti cadere in questo tempo, e lo avverte. Invece Pietro, fratelli cari, ma forse anche noi, perché io ho detto che è vero che Pietro è una figura molto particolare, perché è una tragedia se lo vediamo da un punto di vista, ma se lo vediamo anche da un altro punto di vista, dal lato opposto, Pietro è anche una fonte di grande incoraggiamento per tutti noi. Non vediamo solo la parte negativa di Pietro, di quello che ha rinnegato il Signore. Pietro è un esempio incoraggiante per la sua Chiesa. E vi dico perché. Pian piano ci arriviamo, fratelli cari. Pietro arriva a rinnegare il Signore quello che il Signore gli ha detto, ma fratelli cari, noi dobbiamo imparare una cosa nella nostra vita. Il peccato, quando noi veniamo meno, quando cadiamo, non arriva così, subitanamente. Ci sono degli step, dei passaggi che noi facciamo nella nostra vita. E uno dei passaggi che facciamo nella nostra vita, e vabbè, non fa niente, questa cosa che molti di noi diciamo,
E vabbè, ma che fa? Questa è una piccola cosa, una piccola... Io lo dico in modo molto semplice, fratelli cari, perché così facendo, quando noi diciamo, vabbè, questo non fa niente, quest'altro non fa niente, quell'altro non fa niente, questo ti porta a dire questo non fa niente continuamente, a fare dei step, dei passaggi, dei passi, come il granchio, a posto di farli ad andare avanti verso la gloria e la grazia di Dio, si fanno all'indietro. Man mano questo non fa niente, ti fa indietreggiare. Pietro, fratelli cari, uno dei primi errori che ha fatto già, e penso facciamo anche noi, si era vantato. Chi conosce un po' la storia, si era vantato della sua forza e della sua lealtà verso il Signore. Io non ti rinnegherò mai, io andrò finanche a morire con te sulla croce. Vedete un po', l'arroganza di Pietro, si sentiva forte. Lui si sentiva forte di poter seguire il Signore fino alla croce. E noi, fratelli cari, non ci dimentichiamo un aspetto importante della nostra vita. Quando noi siamo scesi nelle acque battesimali, anche noi abbiamo fatto una promessa davanti a Dio. Abbiamo detto, Signore, io ti seguirò, anche se la mia vita sarebbe costellata da problemi e difficoltà, io continuerò a seguirti. Questo è quello che ha detto Pietro, fratelli cari, ma tante volte forse accade anche nella nostra vita e non ce ne accorgiamo. Ci vantiamo della nostra forza, della nostra realtà verso la parola di Dio, ma tante volte noi veniamo meno. E questo è uno dei primi passaggi che arriva nella nostra vita. Cominciamo a venire meno, però pensiamo, dice vabbè, ma il Signore conosce, il Signore sa, il Signore conosce la mia debolezza, accampiamo tante scuse. E Pietro, fratelli cari, continua nel suo percorso, diciamo, nel non essere fedele al Signore. E un altro aspetto della sua vita, che forse sicuramente accade anche a noi, è l'insubordinazione, cioè continuando a rifiutare ciò che è il consiglio della parola di Dio. Come se noi in questa sera, fratelli cari, noi ascoltiamo la parola di Dio, io l'ascolto, ma di qua mi entra e di qua mi esce. Io di quella parola non ne ho fatto stima, non ho corretto la mia vita. Quando il Signore si è rivolto a Pietro o si rivolge a noi in questa sera che siamo qui e ci dà un consiglio attraverso la sua parola, noi facciamo finta di niente o pensiamo che il Signore stia parlando, come sempre accade, a quello che sta di fianco a me o alla mia sinistra o quello che sta davanti o quello che sta dietro. Dice, ma la parola non è per me, quella è per quel fratello, questa parola è per quella sorella. Vedi come il Signore parla. Non so se vi è successo mai sta cosa nella vostra vita, ma sta parola stasera proprio... Ma nessuno mai dice, ma sta parola questa sera ha toccato il mio cuore. Questa sera di fronte a questa parola io devo dare una diritta alla mia vita. Questo sarebbe, fratelli cari, un atteggiamento meraviglioso. Difatti, quando il Signore lo riprende più di una volta, Pietro, sempre autoritario della sua posizione, della sua lealtà, no Signore. Il Signore gli diceva, guarda che tu mi rinnegherai, che tu verrai meno, e lui diceva, no. Quando io? Quante volte, fratelli cari? No, io, Signore. Mai possa accadere che io possa rinnegarti. Mai, Signore, possa accadere che io possa non essere leale verso di te. Quante volte, fratelli cari, Pietro ha cominciato a fare così. Ma sapete perché? Perché quando il Signore è andato nel giardino del Getsemani, chi si ricorda un po' meglio la parola più di me, il Signore ha detto, io vado a pregare, voi restate qui, pregate insieme a me. Il Signore è andato più avanti, si è gettato con la faccia a terra, è andato a pregare e si aspettava che i discepoli pregassero. Gesù si aspetta che i discepoli, i suoi servi, le sue serventi, la sua chiesa prega, fratelli cari. Gesù si aspetta questo da noi. E quando è andato a pregare e si è alzato da terra, è andato a vedere i discepoli. E i discepoli, dice la parola, che dormivano. I discepoli dormivano, non stavano pregando, fratelli cari. Il Signore li avverte che devono pregare per essere svegli, per non essere tentati, per non cadere. E loro continuano a dormire per 2 volte, 3 volte. Poi il Signore dice, vabbè, lasciamo stare. L'ora del Signore era venuta
Ma intanto, fratelli cari, i discepoli non stavano pregando. Noi veniamo meno perché nella nostra vita, fratelli cari, quando arrivano le prove, quando il nemico si scaglia contro, noi non abbiamo una solidità nella preghiera, non siamo uomini e donne di preghiera e quindi veniamo meno. Ma Dio in questa sera ci invita a pregare, fratelli cari, ci invita a pregare continuamente, ad essere svegli, ad essere delle sentinelle, fratelli e sorelle. Ecco perché quando il Signore ha detto pregate insieme a me, i discepoli dormivano. E questo, fratelli cari, è una delle prerogative che non deve mai mancare nella vita di ciascuno di noi. È un altro step che Pietro e gli altri faranno all'indietro. E poi, fratelli cari, sapete il carattere di Pietro, l'impulsività. Pietro era un uomo impulsivo, era un pescatore, era diciamo quasi un rozzo. Pietro, perdonami, però era così. Poi Dio da quella pietra così particolare trae fuori l'oro luccicante, come ha fatto ad ognuno di noi, fratelli cari. Quando il Signore ci ha chiamati a sé, noi eravamo delle pietre che qualcuno non gli dava nemmeno un soldo per quella pietra, ma poi il Signore quella pietra l'ha lavorata, ha tolto tutte le impurità e ha fatto sì che da quella pietra potesse uscire l'oro luccicante, potesse uscire la luce. Quella luce siamo noi, fratelli cari. L'impulsività di Pietro, fratelli cari, non va bene, la nostra impulsività non va bene. Io mi accorgo che la nostra impulsività, quando ci calpestano i piedi, quando arrivano delle difficoltà nella nostra vita, io non devo essere impulsivo, fratelli cari, perché la mia impulsività significa che è un frutto della carne, ma non è niente a che fare con lo spirito, con un uomo di preghiera o una donna di preghiera. L'uomo di preghiera, la donna di preghiera, quando arrivano le difficoltà, le prove, le tempeste, si rifugiano, fratelli cari, dietro al Signore. Invece Pietro, fratelli cari, era impulsivo. Quando sono andati ad arrestare Gesù, prende una spada e taglia l'orecchio al servo del sommo sacerdote. E il Signore dovette intervenire. Dice: Pietro, la vuoi finire con questa spada? Vedete l'impulsività di Pietro. E soprattutto, fratelli cari, una cosa che tutti noi dobbiamo imparare è un'altra. Tante volte noi ci sentiamo forti di noi stessi e quindi che cosa accade? Dio ci mette delle barriere affinché noi non possiamo andare in dei luoghi che non ci appartengono, luoghi pericolosi, luoghi di attrazione, luoghi di tentazione, luoghi di seduzione. Noi sappiamo tutte queste cose, questi luoghi, ma tante volte, fratelli cari, noi ci sentiamo forti da noi stessi. Dici: perché io non potrei andare in quel posto, in quel luogo? Io sono un servo di Dio, sono una serva di Dio. Perché? Mi sento forte, mi sento autorevole e sento che io possa andare ovunque. Pietro, fratelli cari, seguiva il Signore, dice la parola di Dio, continuava a seguire il Signore. Dopo aver fatto tutti questi step, e si trova in un luogo, fratelli cari, particolare, si trova in mezzo ai suoi nemici. Gesù sta lì, che lo stanno giudicando, stanno cercando di mettersi d'accordo qual è la fine che deve fare il nostro amato Gesù. E Pietro sta da lontano e si mette con gli altri. Si mette vicino ad un fuoco e qualcuno comincia a fargli delle domande. Perché in un luogo, fratelli cari, che lui pensava di poter essere autorevole, forte, di poter superare, di poter stare lì, di poter essere fedele al Signore, ma ad un certo punto che cosa accade? Che la serva, qualcun altro gli comincia a fare delle domande e lui comincia a rinnegare il Signore. Quindi ad un certo punto accade una cosa particolare. Vi faccio una domanda. Dice: ma suo fratello fa sempre domande. Mi piace. Io non so chi, vedendo forse dei film e forse dei documentari, forse dei telegiornali, dove nelle città dei nostri amici musulmani, ad un certo punto in quelle città c'è un grido, non so se qualcuno di voi, c'è un grido. Dice: ma che? Non si capisce che cos'è, ma è un grido. Ad un certo orario, di un certo giorno particolare,
c'è un grido. C'è quest'uomo chiamato a questo servizio che adesso ci sono delle amplificazioni e quindi si copre quasi tutta la città. C'è un grido in questi posti. In questo posto dove c'è il Signore c'è un grido. Perché dice la parola di Dio, il Signore glielo dice a Pietro: guarda che prima che il gallo canti 2 volte, tu mi rinnegherai 3 volte. Non è il gallo, fratelli cari. È quest'uomo che di primo mattina chiama la città, il popolo, alla preghiera. Questo è il gallo, non è il gallo che noi abbiamo nei nostri cortili, dove ci sono ancora. C'era quest'uomo in queste zone che adesso è rimasto, diciamo, in questi nostri amici musulmani. C'è questo grido che si richiama alla preghiera di buon mattino o forse la sera. Richiama il popolo a pregare. E di fronte, fratelli cari, a questo invito alla preghiera, Pietro si ricorda delle parole di Gesù. Ad un certo punto avviene una cosa, fratelli cari, dopo aver fatto tutti questi step all'indietro, arriva una cosa particolare nella nostra vita. C'è un collasso spiritualmente parlando. Pietro viene meno, capisce, riconosce che tutte le parole che Gesù gli ha detto sono veritiere e si sono adempiute. La parola di Dio è verità, fratelli cari, e si adempie sempre. Questa parola che noi abbiamo tra le mani, il Signore un giorno dirà: tutto passerà, ma la mia parola non passerà, nemmeno un iota, una virgola, un accento passerà di quello che il Signore ha detto. Perché questa non è come qualche teologo del passato tempo che disse conteneva la parola di Dio. Questa è la parola di Dio, che è diverso. Allora questa parola, come il Signore disse a Pietro, l'aveva avvertito che doveva prepararsi, ma Pietro era forte di se stesso. Ma ad un certo punto di tutti questi passaggi si arriva al peccato consumato. Cioè dopo tutti questi passaggi dove il Signore ci avverte continuamente, e forse in questa sera ci sta avvertendo a molti di noi. Ci sta avvertendo. Cioè guarda che la tua vita, tu ti sembri che non stia accadendo niente, ti sembra che è tutto normale, ma qualcosa sta accadendo. Forse stai facendo a meno della preghiera, forse ti senti forte, ti senti leale al Signore, ti senti così forte da dire: io non rinnegherò mai il Signore, o io non verrò mai meno alla parola, al patto che io ho stipulato con Gesù. Ci vuole poco, fratelli cari. Il peccato non viene subito così. Il peccato, ci sono dei passaggi, come narrati in questa parola, che forse in questa sera il Signore sta richiamando ad ognuno di noi. Cioè stai attento, ci sono dei passaggi che stai facendo forse all'indietro, che poi questo ti porterà al peccato consumato, cioè al collasso vero e proprio. Pietro di fronte a questo grido di quest'uomo, di questo gallo che cantò, chiamatelo come volete, si ricorda delle parole di Gesù. Ricordiamoci delle parole di Gesù, ricordiamoci di questa parola, che tutto quello che vi è scritto si adempie. E se in questo tempo il Signore vuole che questa parola sia ripetuta, perché vuole che, è vero, Pietro, come dicevo prima, è stato una tragedia nella sua vita, ma Pietro è anche un uomo che incoraggia la nostra vita, perché di fronte alla parola di Dio, a ricordarsi di quello che il Signore gli aveva detto, lui collassa, viene meno. Nella parola di Dio in Luca è scritto nel capitolo 22 al versetto 62, mi piace di più, perché tutti narrano questa storia, dice che Pietro andò fuori e pianse amaramente. Questo, fratelli cari, è quello che noi dobbiamo imparare dall'Apostolo Pietro. Che si può venir meno, fratelli cari, non ti sentire forte. Io non mi sento forte. Paolo diceva nelle sue lettere: quando io sono forte sono debole, ma quando sono debole sono forte. È un paradosso, ma è così. Perché tu ti senti forte da te stesso, conti tu su te stesso, su quello che tu puoi fare verso il Signore.
noi non riusciamo a fare niente, fratelli cari. Noi se siamo forti è perché noi dobbiamo essere uomini e donne di preghiera. È Lui che ci dà la forza, è Lui che ci unge, è Lui che ci dà la capacità, è Lui, fratelli cari. Però vedete, noi possiamo venir meno e anche questo non ti deve scoraggiare in questa sera. Non ti deve scoraggiare, perché può essere che noi durante il cammino possiamo venir meno, come quest'uomo, l'Apostolo Pietro, alla cui ombra, dice la parola di Dio, venivano guarite le persone. Ma Dio ha dovuto fare un'opera e quando Pietro l'ha rinnegato, fratelli cari, Gesù non l'ha condannato, non gli ha puntato il dito. E Dio in questa sera non ti punta il dito, non ti condanna. Ma sapete che cosa sta facendo il Signore in questa sera per noi che siamo qui, ma anche per tanti che ci ascoltano da casa? Ti sta dando un'opportunità nuova. Ti sta dando una nuova opportunità. Non ti ha giudicato e non ti giudicherà, quello sarà alla fine dei tempi. Ma in questa sera il Signore ti sta esortando a dire: io non sono venuto per giudicarti adesso, ci sarà certo un giudizio, ma io sono venuto per darti una nuova opportunità. Io sono venuto per richiamarti di nuovo a me, per far sì che noi possiamo avere comunione insieme. Gesù, fratelli cari, è misericordioso, lento all'ira, di grande benignità, che, fratelli cari, è vero che odia il peccato, ma ama il peccatore. E noi possiamo venir meno nel cammino della nostra vita, Dante Alighieri, nel cammino della nostra vita. Noi possiamo venir meno. Noi possiamo venir meno, fratelli cari. Ma una cosa dobbiamo ricordare, fratelli cari, che Dio è colui che, come ha fatto con Pietro, ci dà una nuova opportunità, una possibilità. E in questo tempo il Signore ci sta dando un'opportunità, una possibilità, perché forse ha visto che il nostro cammino è un cammino un po' fatto all'indietro, che ci porterà forse al baratro. Ma anche se accadesse, ti dice il Signore in questa sera: io sono venuto per recuperarti, non per giudicarti, non per tagliarti la testa. Io sono venuto per recuperarti perché ho visto il tuo cammino, il tuo affanno. Hai cercato di seguirmi, hai cercato di fare la mia volontà, ma forse tante volte sei venuto meno. Ma il Signore in questa sera ancora vuole stenderci la sua mano, fratelli cari. Non ritrarre la tua mano, non far sì che questa opportunità possa passare ancora. Dire: vabbè, ce ne saranno altre. Io non lo so, fratelli cari, se ci saranno altre opportunità. Questo lo sa il Signore. Ma in questa sera non ritrarre la mano di chi ti ha steso la mano. E in questa sera il Signore sta stendendo la sua mano verso tutti noi, fratelli cari, a dire: rialzati. Io ho visto il tuo affanno, la tua difficoltà. Io ho visto che tu sei venuto meno. Ma io ti amo, voglio recuperarti e voglio fare di te un servo, una serventa forte. Allora noi vediamo poi il Pietro di quello che il Signore farà nella sua vita. Lo plasmerà, gli toglierà tutte le impurità, fratelli cari, perché a volte le nostre cadute servono per rialzarci più forti di prima. Siete d'accordo? È così, fratelli cari. Più si cade, più il Signore ti rialza. Ma quando? Quando vedi il tuo cuore che di fronte alla parola di Dio, all'invito della parola di Dio, tu non vieni meno, ma tu rispondi a quella parola e piangi amaramente, riconosci il tuo peccato, dire: Signore, abbi pietà di me. Abbi pietà di me. Signore, di fronte a questa parola io riconosco il mio peccato, ma so, Padre, che tu sei un Dio misericordioso, che ancora in questa sera mi stai chiamando a te, mi vuoi recuperare, non vuoi che io mi possa perdere, non vuoi che io mi possa allontanare, ma mi vuoi portare di nuovo alla tua presenza e soprattutto vuoi fare di me un servo, una servente forte, 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 fratelli cari. Non piangerti addosso di aver peccato, di essere caduto o caduta. Non buttarti la croce addosso, perché la croce l'ha portata Gesù per me e per te. Ma in questa sera rialzati, riconosci il tuo peccato, riconosco il mio peccato. E so che il mio Dio mi rialzerà più forte di prima, come ha fatto con Pietro, fratelli cari. Il Signore in questa sera ci sta invitando, tutti noi, fratelli cari,
a riconoscere il cammino della nostra vita. Come stiamo seguendo il Signore? Con quale modo? Se stiamo pregando, se meditiamo la sua parola, se siamo fedeli, se siamo caduti, riconosciamo anche quello, fratelli cari. L'insegnamento di Pietro di questa sera è proprio questo, fratelli cari, che di fronte a quella parola collassò, venne meno e capì di essere un peccatore e di aver bisogno del Signore come tutti noi, e pianse. Quelle lacrime, fratelli cari, furono lacrime di liberazione, ma sicuramente quelle lacrime Pietro non le ha mai dimenticate. Forse quante volte nella sua vita avrà pensato a quei momenti dove lui è venuto meno nella realtà verso il Signore. E forse non sono solo le prime lacrime che noi vediamo nella parola di Dio, non vi sono scritte, ma io penso che ognuno di noi, fratelli cari, quando è venuto meno, viene meno e riconosce che Dio si è mosso a compassione verso di noi e l'ha rialzato, fratelli cari, noi dovremmo piangere continuamente, ma come senso di gratitudine, a dire: Signore, grazie, perché ancora una volta tu hai avuto pietà di me. Ancora una volta, Signore, tu sei venuto incontro alla mia difficoltà e mi hai rialzato, mi hai steso una mano. Allora in questa sera, fratelli o sorelle, non piangerti addosso, perché la parola di Dio è arrivata per incoraggiarti in questa sera, a far capire che noi possiamo venir meno, siamo deboli, siamo fallaci. Ma Dio non ci giudicherà per questo. Se guarderà che in questa sera, attraverso l'ascolto di questa parola, nella tua vita ci sia un cambiamento, ci sia una presa di posizione. Dio vuole che noi di fronte alla sua parola prendiamo una presa di posizione. Dire: io ho ascoltato questa parola, come fece Pietro. Ascoltò, si ricordò delle parole del Signore e pianse amaramente. Forse in quel pianto quanta arroganza, quanta superbia, quanta impulsività, o forse tante altre cose, quelle pure negative che il Signore dovette togliere, quelle scorie negative che si attaccano alla nostra vita, il Signore dovette far cadere dalla vita di Pietro, come in questa sera. Quante cose ancora il Signore vuol far cadere dalla nostra vita, tutte quelle impurità, quel pulviscolo, come io dicevo prima quando ho iniziato, che si buttavano i fagioli in aria, il vento passava, e io vi dico che il vento dello Spirito passa, e in questa sera vuole togliere ogni impurità, fratelli cari. Se in quel tempo era il vento, la brezza della sera che poteva togliere i pulviscoli dai fagioli, in questa sera c'è il vento dello Spirito che vuole purificare le nostre vite. Se il mio e il tuo atteggiamento di fronte a questa parola è un atteggiamento di pentimento, di ravvedimento, di riconoscere, dire: Signore, abbi pietà di me, forse sono venuto ancora meno una volta, ma io ancora in questa sera, Signore, riconosco che tu sei venuto per recuperarmi e darmi una nuova opportunità. Dio ci sta dando un'opportunità, non la perdere, ma prendilo con la mano stretta, perché Dio in questa sera ti ha allungato ancora una volta la mano. Te l'ha allungata, stendi la tua mano in questa sera, stringi la mano del Signore e rialzati. Allora rialziamoci tutti in piedi, fratelli cari, vogliamo fare un canto, perché il Signore, fratelli cari, è venuto a recuperarci ancora in questa sera. Ha recuperato in quel tempo un santo peccatore e ne ha fatto un Pietro, diciamo un po' il summa degli apostoli, un po' il punto di riferimento degli apostoli. E in questa sera, quest'opera che il Signore ha fatto con Pietro, vediamo un uomo irruente, arrogante, superbo, un rozzo. Dio ne ha fatto un uomo veramente di un'autorità meravigliosa, straordinaria, perché il suo cuore veramente era pentito, era reso nelle mani del Signore. Se c'è stato allora peccato, se c'è stata una caduta, se c'è stato forse una negligenza nella nostra vita, se c'è stato un tempo in cui siamo venuti meno nella preghiera e quindi il nemico ha fatto la sua opera, Dio in questa sera ti sta richiamando di nuovo a dire: non temere. Il Signore ti dice: non temere,
sono qui per recuperarti ancora e per darti una nuova possibilità. Rispondi alla chiamata che il Signore in questa sera sta rivolgendo a tutti noi. Rispondi come il Signore ti metterà nel cuore. Pietro rispose, dice la parola di Dio, uscendo fuori piangendo amaramente. Io non so quale sia il nostro atteggiamento, le nostre parole di fronte alla parola di Dio. Dio sa, ma lascia che il Signore ancora in questa sera possa toccare il tuo cuore, possa purificare le nostre vite, fratelli cari, togliere ancora tutto quel pulviscolo che si attacca nella nostra vita, tutto quel non fa niente e vabbè, il Signore sa, togliamo, fratelli cari, togliamo e lasciamo che l'oro, quella luce che il Signore vuole che noi possiamo far risplendere in questo modo, risplenda veramente in modo meraviglioso. Signore, facci risplendere in questa sera, togli ogni impurità, togli ogni cosa, Signore, affinché quella luce emerga, quell'oro luccichi nella nostra vita. Facciamo un bel canto tutti insieme. A te la gloria, Gesù. Grazie, papà. Grazie, Padre, perché tu sei buono e santo, sei meraviglioso. E a te vogliamo dare tutta la gloria e l'onore, papà, perché tu sei degno, Signore. Tu sei santo, Padre. Fu dal principio quando io cercavo te, fu dal momento che alzai gli occhi al cielo, fu da quel giorno quando sola mi incontrai, quando il tuo sguardo si fermò in me, seppi che mi amavi, lo capii e seppi che cercavi più di me. Da molto tempo mi chiamavi, risposi sì, seppi che mi amavi, anche se lontano me ne andai a vivere, ma con un bacio e con amore mi regalasti il tuo perdono, ora sei qui. Ma quando sola io restavo ti sentii, sapevo che ancora mi guidavi e udii come un sussurro la tua voce nel silenzio. Ogni giorno mi attirava verso te. Seppi che mi amavi, lo capii e seppi che cercavi più di me. Da molto tempo mi chiamavi, risposi sì, seppi che mi amavi, anche se lontano me ne andai a vivere, ma con un bacio e con amore mi regalasti il tuo perdono, ora sei qui. Dillo, seppi che mi amavi, lo capii e seppi che cercavi più di me. Da molto tempo mi chiama, rispondi
seppi che mi amavi, anche se lontano me ne andai a vivere, ma con un bacio e con amore mi regalasti il tuo perdono, ora sei qui. Lo capì e seppi che cercavi più di me. Da molto tempo mi chiamavi, risposi sì. Seppi che mi amavi, anche se lontano me ne andai a vivere, ma con un bacio e con amore mi regalasti il tuo perdono, ora sei qui. Ma con un bacio e con amore mi regalasti il tuo perdono, ora sei qui. Alleluia, Signore, grazie, grazie per come ci ami e ci perdoni. Ed è scritto sempre nel Vangelo di Giovanni, alla fine, dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giona, mi ami tu più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Gli chiese di nuovo una seconda volta: Simone di Giona, mi ami tu? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. Gesù gli disse: abbi cura delle mie pecore. Gli chiese per la terza volta: Signore di Giona, mi ami tu? Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto: mi ami tu? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo. Gesù gli disse: pasci le mie pecore. Grande è l'amore del Signore, fratelli cari. Dopo tutto quello che quest'uomo aveva fatto, il Signore ancora una volta gli rinnova il suo amore. E Dio in questa sera, fratello, sorella, sta rinnovando di nuovo il suo amore verso di te. Tu anche che mi ascolti da casa, Gesù ti ama. Ed è scritto nella sua parola, fino a donare la sua vita per te e per me. Prendi questa opportunità, rivolgiti a Lui, non far passare altro tempo pensando che il tempo ancora è abbondante, questo non lo sappiamo. Ma se in questa sera il gallo ha cantato, cioè la parola di Dio è stata data, è stata annunciata, è stata predicata, tu rispondi a questo invito, rispondi, fallo adesso, non rimandare più, fallo adesso. Perché come abbiamo letto il Signore si è rivolto a Pietro ancora rinnovandogli l'amore, non giudicandolo, ma gli ha detto di amarlo e gli ha affidato il suo gregge, le sue pecore. Dio vuole fare questo con tutti noi, ti vuole affidare qualcosa di prezioso e di meraviglioso, ma lascia che Dio cambi e trasformi la tua vita, che sia modellata nelle mani di Gesù per essere poi chiamato come Pietro, servo del Signore. Vogliamo fare ancora un canto, fratelli cari, vogliamo ringraziare il Signore per questa parola, ringraziare il Signore per come ancora non ci lascia in balia della nostra vita o delle onde, ma che continuamente la sua parola arriva al nostro cuore. Grazie Gesù per l'amore che tu ci doni continuamente. Grazie per questa parola che ancora mette, Signore, a nudo quello che noi siamo quando non confidiamo su di te. Tu sei la nostra forza, il nostro aiuto, il nostro soccorso. Tu sei tutto per la nostra vita, papà. Non lasciarci, non abbandonarci mai. Non lasciarci, papà. E sappiamo che tu non lo farai.
le tue lacrime asciugherò. Un rifugio per te sarò. Torna da me, dal tuo Redentore. Torna da me, così come sei, le tue lacrime asciugherò. Un rifugio per te sarò. Dillo. Perché il tuo amore non finirà mai. La mia mano ti coprirà. La vita che hai perso io ti ridarò. Se ritorni da me, Torna da me. Dillo. torna da me, dal tuo Redentore. Torna da me, così come sei, le tue lacrime asciugherò. Un rifugio per te sarò. Perché il tuo amore non finirà mai. La mia mano ti coprirà. La vita che hai perso io ti ridarò. Se ritorni da me, perché il tuo amore non finirà mai. La mia mano ti coprirà. La vita che hai perso io ti ridarò. Dice il Signore. Se ritorni da me, torna da me. Dice il Signore. Torna da me. Torna da me. Torna da me. Alleluia, Signore. Grazie Gesù ancora per questo invito che ci rivolgi in questa sera a tornare a te, sapendo che le tue braccia sono allargate come quel figlio prodigo che aspettava il ritorno del figlio. Fratelli e sorelle, il vero servo, la vera serva del Signore non si scorge nel fatto di poter cadere o rinnegare il Signore, non è questo. Il vero servo e la vera serva del Signore si scorge quando noi ci ravvediamo e ci pentiamo, perché è scritto nella sua parola che il Signore gradisce quando noi ci accostiamo a Lui con un cuore rotto e contrito. Questa è la verità e Dio vuole che ci sia questo ravvedimento e pentimento, sapendo che noi possiamo venir meno, ma se c'è questo atteggiamento nella nostra vita troverai sempre braccia allargate, mani stese
per tirarti su, per portarti fuori dalla difficoltà e per darti nuove forze. Noi in questa sera vogliamo continuare a pregare, come il Signore ci ha detto anche attraverso la parola, di pregare continuamente affinché non possiamo venir meno, ma noi sappiamo, come è scritto nella sua parola, che se ci accordiamo 2 o 3 persone nel suo nome, Egli non solo è in mezzo a noi, ma Egli ascolta. E noi in questa sera ci accordiamo, fratelli e sorelle, per pregare per Carmela, per questo sospetto tumore. Sia svergognata ogni bugia del diavolo nel nome di Gesù per Carmela. E anche vogliamo pregare per Assunta, per questo mal di schiena ed un problema alla gamba. Signore, interviene e togli ogni problematica dalla nostra sorella Assunta. Protezione ancora per il ministero Gesù e il Signore, per tutti i collaboratori, ma per tutte le famiglie che vi fanno parte, ma soprattutto per tutta la Chiesa del Signore sparsa nel mondo. La famiglia Maiella chiede anche, questa famiglia, guarigione e liberazione, e anche la famiglia Iello chiede questo. Stan chiede un lavoro e noi vogliamo pregare che il Signore apra una porta per questo nostro fratello. Gaetano parimenti, anche lui chiede un lavoro. Raffaella per controllo ortopedico, Michael per liberazione dal carcere, per l'udienza del 25 di questo mese. Signore, tocca il cuore degli uomini affinché Michael possa essere liberato, ma non solo dal carcere, ma essere liberato dalle prigionie di questo mondo. Angela per pace, Valeria per guarigione, Ciro per conversione, Raffaele per scarcerazione. Si chiede preghiera anche per il nostro pastore, che il Signore lo guarisca completamente nel nome di Gesù. Giuseppe Verderame per problemi alla colonna vertebrale, Antonietta per presta guarigione. E vogliamo pregare anche per la famiglia Cesare, per il nostro fratello Mario, che presto lo possiamo rivedere nella casa dell'Eterno. Signore, benedici, soprattutto guarisci ogni infermità che sta toccando, Signore, i nostri fratelli e le nostre sorelle. Noi decretiamo guarigione nel nome di Gesù, decretiamo liberazione nel nome di Gesù, decretiamo consolazione nel nome di Gesù. Grazie papà per ogni cosa che ancora ci ha donato in questa sera, e ti ringraziamo in quell'unico nome che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Dio ci benedica, pace a tutti.